Con Balasso problemi zero, riconosca che ha fatto una cazzata e la finiamo lì. Non è il primo terreno di scontro tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il comico rodigino Natalino Balasso, ma di certo questo è uno dei più duri. Il 18 giugno in tribunale a Venezia è stata fissata la prima udienza. Il comico, querelato dalla regione, dovrà rispondere di diffamazione per aver rilanciato sulla sua pagina Facebook il post di Marco Forieri, sassofonista dei Pittura Fresca, che dice esattamente questo. Io me lo ricordo Zaia, PR all'Odissea di Spresiano, una discoteca perché non sapesse. Dopo un concerto dei Pittura Fresca è entrato in camerino domandandoci se volevamo delle troie per il post concerto. Ora è il nostro governatore. Figata. Accadeva il 7 maggio 2020, poco dopo, nello stesso giorno, l'autore delle dichiarazioni parlerà di fake news, ritirando tutto. Questo signore è Furio, l'autore forse del post che nessuno trovava più, ma che qualcuno lo aveva resuscitato, scrive: il post su Luca il governatore è falso e lesivo nei suoi confronti e verso di me. Diffido dal condividerlo, è un fake news, non siate sciocchi. Eppure il comico non fa seguito a queste dichiarazioni, lasciando che la frase circoli liberamente sulla sua pagina pubblica e venga così commentata. 1120 condivisioni e la bellezza di 1113 commenti. Non vi dico i commenti. Voi al posto mio avreste accettato che qualcuno dica che tu offrivi le troie nei post concerti in un posto dove di fatto non lavoravi, dove di fatto non hanno mai fatto il concerto. Frase falsa, confutata punto per punto da Zaia oggi in conferenza stampa. Non ho sete di vendetta, ha detto, ma in Veneto devono conoscere la verità. Non posso accettare che qualcuno dica che si mette il bavaglio. E voi provate a immedesimarvi in me se aveste avuto al posto del mio nome il vostro nome scritto su un post del genere. Però c'è una roba sulla quale non transigo. Cioè, sulla mia reputazione, perché la reputazione è l'unico valore che noi abbiamo, e sul fatto che i veneti devono sapere che il loro governatore deve avere una reputazione impeccabile. Spero, conclude, di risolvere la cosa fuori dal tribunale, un fardello pesante nell'aria da giorni, proprio mentre si giocano le fasi decisive della campagna vaccinale. I numeri sono confortanti, annuncia Zaia, il 96,7% degli over 80 si è vaccinato, per le altre fasce di età siamo fermi al 70%. L'auspicio è che anche la campagna vaccinale per gli over 50 prenda il volo. Tutti si chiederanno, è Luca o Safaro? Io mi vaccino mercoledì, mi sono prenotato